La forza dell'Umpli e quindi del Pro Loco è proprio questa, quella di dare vita al nostro territorio, di farlo conoscere, e la volontà della Regione è anche di sostenere questi progetti della Pro Loco proprio nell'ottica, soprattutto in quei territori come possono essere i territori del Trevigiano, del Vicentino o della Pedemontana, possono essere dei validi veicoli per poter diffondere un'offerta turistica differente che punta molto, per esempio, sui percorsi enogastronomici. L'apprezzamento del turista per la ricca offerta veneta è confermato dai numeri. Con quasi 16 milioni di arrivi e oltre 61 milioni di presenze turistiche, il Veneto oggi è al primo posto in Italia e tra i primi in Europa, dove occupa addirittura un terzo posto per quanto riguarda gli arrivi di turisti stranieri. Una leadership da consolidare mettendo a sistema i tanti soggetti appartenenti al settore turistico, sviluppando un modello di aggregazione sull'esempio di quanto fatto dalle Pro Loco della provincia di Treviso, promotrici nella Marca di un calendario di oltre 60 eventi nell'arco di 10 mesi, raccolti in 5 cartelli dedicati alle eccellenze gastronomiche stagionali. La legge regionale dà la possibilità di far nascere nuovi consorzi di promozione turistica e anche altre entità di promozione sul territorio, ma la vera sfida è proprio quello di mettere in rete tutte le persone che si occupano, le associazioni che si occupano di turismo, e fare una regia unica. Innanzitutto si fa un risparmio economico che di questi tempi non è di cosa di poco conto, ma soprattutto si dà un'immagine integrata della nostra offerta turistica e si possono mettere in campo iniziative che attraggono anche il turista estero e, perché no, anche il turista italiano o il turista addirittura veneto, cioè quelle persone che provengono magari anche da altre province e che vengono a scoprire territori che magari non conoscono. Molte volte noi andiamo all'estero a fare le vacanze e dimentichiamo che ci sono parti del nostro paesaggio stupende e che non conosciamo, e grazie alle Pro Loco si ha appunto la possibilità di scoprire anche internamente le nostre terre.